Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Grazie Pizzolato. Volevo sentire Paolo Pizzolato che lavora nell'ambiente delle banche, insomma, della finanza da molti anni. Volevo sentirla su prospettive molto ottimistiche da parte del governo, dello stesso Presidente Draghi, che parlano di un aumento del PIL del 5%, l'economia che si riprende. Ci sono in effetti dati anche per quanto riguarda la produzione industriale del Veneto che sono confortanti, però poi i cittadini si preoccupano anche di altre cose che a volte alla politica sfuggono. Per esempio la notizia che ha creato molta apprensione della possibilità che il fisco possa intervenire direttamente pignorando i conti correnti, no? Nel caso che ci siano dei debiti che non sono stati coperti, no? Da questo punto di vista, Pizzolato, i cittadini devono preoccuparsi, i conti correnti sono comunque al sicuro, cosa sta succedendo? Il Covid ha portato un disastro, un vero e proprio disastro sia a livello nazionale sia a livello regionale. Io sono uno che solitamente gira da un po' di tempo a questa parte quando vengo qui con un po' di numeri, e anche questa sera vi racconterò un qualcosa che sono numeri non inventati da Pizzolato, ma sono numeri delle banche, certe volte anche numeri segreti che in teoria in televisione non si potrebbero dare, ma è anche giusto e corretto darli, visto la libertà che ho, la possibilità di averli, ma anche e soprattutto sono numeri dati Istat. Allora, il governo dice ci sono dei numeri migliorativi per cui urrà andiamo avanti tutti quanti. Attenzione, se quest'anno o l'anno prossimo noi faremo il più 4% a livello di PIL, bisogna ricordare che 2 anni fa è stato fatto un meno 20% a causa del Covid, per cui è vero che c'è la speranza di poter aumentare qualcosa, la volontà di questi fatturati e apriamo tutto e che belli che siamo, ma se ho fatto 2 anni fa meno 20% e la matematica non è un'opinione, soprattutto per uno che lavora in banca, e quest'anno faremo più 4% e l'anno prossimo più 3%, vuol dire un 7%, a me, a casa mia, risulta che fra 2 anni saremo ancora sotto del 13%. Non abbiamo fatto meno 20. Non abbiamo fatto? Non abbiamo fatto meno 20. Non abbiamo fatto meno 20, lo sto dicendo solamente come indicazione. Io i numeri li ho, non so se lei li abbia, io i numeri li ho e li sto dando alla gente, perché la fiducia e la felicità che abbiamo dentro certe volte bisognerebbe anche calcolarle, capire cosa bisogna assolutamente dire alla gente, perché alla gente bisogna iniziare a dire anche la verità. Allora, innanzitutto c'è stato per cortesia un grado di indebitamento da parte delle famiglie che è arrivato alle stelle. C'è stato un grado di indebitamento talmente alto che le banche non sono neanche più in grado di poter erogare fondi, proprio perché la gente non sa come poter fare pagare questi prestiti. Soprattutto nel Veneto è successa una cosa stranissima, è successa una cosa di una gravità unica di cui nessuno parla. I primi giorni di luglio l'Istat ha pubblicato i dati macro regionali e si è scoperto che il Veneto è la prima regione dopo 6 mesi che ha aumentato il grado di povertà a livello nazionale. Il Veneto, il grande nord-est. Abbiamo portato la percentuale a livello familiare dal 6,8 all'8,2%. Quello personale, per cui ogni singolo dipendente o piccolo artigiano, del 5,8 al 7,6%. Questa è la realtà e sono le percentuali dati Istat che potete scaricarvi tranquillamente, che potete scaricarvi, ripeto, e che sono i dati nuovi del Veneto. Parliamo di un po' di Veneto, anche perché bisogna cercare di capire che la gente la vedo scendere in piazza, forse giustamente, forse ingiustamente, non lo so. Io sono un vaccinato, mi sono vaccinato per rispetto nei confronti degli altri, per paura, perché dovevo per il mio lavoro, per cui certe volte condivido e non condivido, perché la gente dice i vaccini che si stanno inoculando sono a livello sperimentale, vediamo cosa succede, hanno ragione forse anche a scendere in piazza, per carità di Dio, però bisogna anche cercare di capire se la gente un giorno avrà il coraggio di scendere in piazza, anche perché quest'anno il gas è aumentato del 27%, la luce del 21%, le autostrade, nonostante quello che è successo, sono aumentate anche queste. Allora un giorno vi sveglierete e scenderete in piazza per questa cosa qui, scenderete un giorno in piazza per protestare perché non abbiamo ancora avuto l'autonomia da questo governo dove tanti partiti fanno parte. Questo è quello che voglio sentire dalla gente. Ogni modo sta succedendo anche un'altra cosa a livello veneto, che la gente sta perdendo anche fiducia nelle istituzioni. Non dobbiamo dimenticare cos'è successo a livello di patatrac con le banche popolari in Veneto. Qualcuno mi dice, ma sono stati dati tutti i ristori. Perfetto, benissimo, sono contento che tutti siano felici. Ma sapete cosa è successo all'interno di quelle 2 banche? Che la gente, scontenta di quello che era accaduto e per poca fiducia, ha trasferito i conti correnti presso altre banche più grosse, Banca Nazionale del Lavoro, Unicredit, eccetera, eccetera. Sapete cosa vuol dire?
vuol dire che è stato portato via dal Veneto la potenzialità di miliardi di investimenti che potevano essere fatti all'interno di questa regione, perché spostare un conto corrente da una banca, da una cassa rurale come lavoro io, come lavoravo io, e portarli in una banca a livello nazionale vuol dire spostare i tuoi soldi e darli in mano a livello nazionale. Ma chi le ha fatte andare a ramengo quelle banche? Quelle banche lì? Chi le ha fatte andare a ramengo? Non sto a chiedere il nome e cognome, non credo sia il contesto. Ad ogni modo qualcuno si è girato da un'altra parte, qualcuno si è girato da un'altra parte facendo finta di non vedere. Qualcuno si è girato da un'altra parte facendo finta di non vedere. E continua il discorso. E continua il discorso. Chi erano le persone? In alcune aziende a livello veneto, in alcune aziende a livello veneto sta accadendo una cosa che è stranissima. Noi parliamo tante volte di lavoro per i ragazzi giovani, di lavoro per i veneti. Sapete cosa sta accadendo, visto che ieri si è parlato tanto di Grafica Veneta, di quello che sta accadendo, e lì ci sarà la magistratura e c'era qualcuno che indagherà? È successo questo. Nel corso degli ultimi 5 anni, noi che controlliamo i bilanci, che guardiamo se sono in regola per poter dare gli investimenti con i lavoratori e cose di questo genere, è successo questo. Venivano assunti sempre persone che provenivano da altri paesi stranieri, senza fare nomi e cognomi. Con l'andazzo e con l'andare del tempo, queste persone hanno assunto un certo ruolo di importanza all'interno delle aziende, capo manovia, capo reparto, eccetera, eccetera. Cosa succedeva? Quando si presentavano italiani o veneti per poter essere assunto per fare richiesta di lavoro, quelli che erano graditi e quelli che logicamente venivano assunti erano invece gli stranieri molto più vicini a queste persone qui che avevano assunto una certa importanza, e i veneti e gli italiani sono stati messi da parte. Pizzolato. Faccio questo piccolo intervento relativamente al Green Pass, poi però vorrei ricollegarmi a una cosa che prima ha detto il dottor Bacciali per fare anche un po' il punto della situazione a livello veneto. Allora, nel Green Pass c'è tanta confusione, perché noi in banca non lo chiediamo il Green Pass, non chiediamo nessuna certificazione, e uno che è cliente e che ha i soldi suoi in banca può venire come e quando vuole. Dispiace che ci siano circa 20.000 sanitari e 25.000 insegnanti o docenti o collegati al mondo della scuola ancora da vaccinare, per cui si deve tentare di capire e di sistemare le cose dicendo: ci vuole il Green Pass o va bene la gente che protesta, che scende in piazza? Perché a livello nazionale e a livello regionale continuo a dire che c'è tanta confusione e ci vuole un'imposizione di forza o un ragionamento ben fatto, però con persone che siano in grado di poter ascoltare e di poter ragionare, perché non può andare bene che io sia una persona a postissimo perché sono vaccinato, però mio fratello che non ha voluto vaccinarsi sia una persona che non è a posto, perché purtroppo accadono anche queste cose. Però volevo collegarmi, dottor Bacciali, prima un discorso che lei ha fatto relativamente a quando siamo partiti parlando di Grafica Veneta e del modello veneto. Allora, premesso che mi astengo completamente sul dare giudizi su quello che può essere accaduto all'interno di Grafica Veneta o anche altre aziende, eccetera, eccetera, ci sarà chi indagherà e saranno problemi suoi. Però volevo dire alla gente, anche noi qui che siamo all'interno di questo studio, che si è sempre parlato di modello veneto, modello nord-est, modello nord. Guardate che un po' alla volta, non vi dico che sta scomparendo, perché per me è stata anche un po' un'offesa a qualcuno che ha criticato quello che era il modello veneto, però ve lo dice uno che lavora in banca e che ha a che fare con l'economia da mattina a sera. Guardate che quello che era il modello veneto un po' alla volta sta scomparendo. Noi siamo sempre stati abituati a vivere nei sogni del Prosecco, le colline del Prosecco, l'UNESCO, eccetera eccetera, e abbiamo dimenticato tante cose. Abbiamo dimenticato il bellunese che perde ogni anno centinaia di ragazzi che migrano in un'altra parte perché non c'è lavoro, perché c'è poca sostanza e perché non c'è la possibilità di svolgere alcune attività. Ci dimentichiamo della zona di Cavarzere e Rovigo, dove purtroppo sempre sono stati considerati cittadini di serie C e dove lì non è mai stato fatto un piano industriale vero e proprio. Ma soprattutto quello che sta accadendo in questo momento all'interno del nord-est e all'interno del Veneto è una cosa che sostanzialmente noi non ci saremmo mai aspettati. Certe volte le banche strippano troppo i cordoni, eccetera eccetera. È aumentata notevolmente quello che è il rivolgersi agli usurai. E questa è una cosa di una gravità enorme e noi lo tocchiamo con mano, e io posso permettermi di dirlo, anche se certe volte ne va della mia persona o di quello che potrebbe anche capitare. Il sistema veneto è un po' incrinato perché si sta inserendo sempre di più quello che è nella malavita locale, ma anche all'interno di quello che sono le istituzioni. Abbiamo visto cosa è successo a Eraclea, abbiamo visto come esempio del nord quello che è successo ad Aosta, la 'ndrangheta e la mafia che stanno compiendo passi da giganti e che addirittura
in questi momenti si valuta anche il fatto che possono impossessarsi di quelli che sono i crediti deteriorati all'interno delle banche. Quali sono i crediti deteriorati? Sono quelli che le banche cedono per il recupero, diciamo, per il recupero dei debiti che tanta gente non ce la fa pagare, dove vanno a inserirsi su queste finanziarie, su queste persone che si occupano di recupero crediti e vanno logicamente a portare a casa l'autoguadagno di persone che non ce la fa più a sostenere il peso dell'azienda, a sostenere la famiglia, per cui guardate che il grado di indebitamento è sempre più forte. La gente non parla di queste cose, la gente parla sommessamente per paura, ma quello che sta accadendo è che all'interno del Veneto ci si sta impoverendo sempre di più, rivolgendo sempre più agli usurai, alla mafia, alla 'ndrangheta, che purtroppo con personaggi ambigui si rivolgono anche in maniera bonaria alle persone e poi vi trovate invischiati su cose dove, guardate, non ne venite fuori. Per cui anche un appello personale: rovesciate il mondo, prendete per il bavero il direttore della banca, rivolgetevi a qualcuno, andate in comune, andate ai servizi sociali, però non mettetevi nelle mani di persone ambigue che non sapete chi possono essere, perché guardate che un po' alla volta stiamo cedendo e stiamo veramente sempre più degradando all'interno di questa regione, dove bisognerebbe fare un atto di forza anche a livello regionale e capire quali sono le motivazioni per cui tanti imprenditori si sono suicidati e tante persone, tanti imprenditori e tante società, e qui dico c'è in mezzo l'onesto, c'è anche il disgraziato, sta delocalizzando sempre di più, portando il lavoro tutta un'altra parte, all'estero, Slovenia, Croazia, dove costa molto meno, piuttosto che restare nel Veneto e dar lavoro ai nostri ragazzi giovani.